Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, dopo aver preso atto che incredibilmente la mutazione in partito islamico non è una cosa che attira gli elettori, vedi caso Venezia, dopo aver incredibilmente assistito al fallimento della strategia geniale per cui si mandavano in giro volantini elettorali in nome di Allah e si impostava tutta una campagna elettorale sulla grande moschea, Elly Schlein è passata a un altro grande classico, cioè appurato che non è ancora tempo di islamogoscismo, ma comunque l'idea lì nel cassetto, perché come ha detto Bersani non l'hanno digerita questa volta, la digeriranno la prossima volta, e un brivido corre lungo la schiena. Si passa all'altro grande classico, insomma, se non è islamo-sinistra è patrimoniale. È sempre e ora di introdurre la patrimoniale per lor signori, e infatti è il tema su cui Elly è tornata prepotentemente nel dibattito e nei suoi intenti nei nostri portafogli. La segretaria PD ha infatti anzitutto ricordato di essere sempre stata favorevole a una tassazione a livello dell'Unione Europea. È proprio quello che serve in questo momento all'Unione Europea, è più tassazione, cioè un Moloch iperdirigista, iperburocraticista, ipertassatore serve indubbiamente ancora più tassazione. È una sindrome compulsiva da cui non escono, a maggior ragione alla luce del dato già inquietante che ricorda oggi Alberto Mingardi su Libero, per cui l'Unione Europea è già l'area più tassata del pianeta, ma Elly è favorevole a un altro assalto ai patrimoni coordinato dal Politburo di Bruxelles. Continua la segretaria. In altri paesi europei si sta ragionando nella stessa direzione e io penso che non possa essere un tabù capire come a livello europeo introdurre una tassazione sui miliardari. Attenzione che miliardari è la parola chiave, che nasconde però anzitutto un eterno tic culturale della sinistra, per cui la ricchezza è una colpa. No, la ricchezza, se è figlia del merito, del lavoro, dell'intrapresa, a volte del genio individuale, non è una colpa e peraltro ha una ricaduta a cascata sul benessere sociale, quindi non va perseguitata di per sé, anzi sarebbe interesse di tutti permettere di crearla questa cascata. Ma qui siamo, tutto questo richiederebbe di aver orecchiato almeno una volta un tizio che si chiamava Adam Smith, ma non pretendiamo tanto da Elly. Continua Elly, stiamo parlando dell'1% della popolazione rispetto a un'esigenza che è quella di garantire servizi pubblici fondamentali al 99%. E voi siete tranquilli, vero, che se introducono la patrimoniale loro si fermeranno all'1%? No, la storia dice questo, non ci sono dei precedenti inquietanti, no? Non degenererà giocoforza in un assalto al ceto medio. No, siamo tranquillissimi e tra l'altro non sarà finalizzata a ingrossare la burocrazia, gli apparati, spesso di riferimento della sinistra alle clientele, sarà tutta sicuramente per garantire servizi pubblici. È lo scollamento tra la narrazione e la realtà. In ogni caso Elly dice che se l'Unione Europea non introdurrà questa toccasana della patrimoniale, è assolutamente favorevole a intervenire anche a livello nazionale e questa questione verrà affrontata con gli altri alleati, cioè per lei deve essere uno dei temi forti della proposta di governo del campo largo, ennesimo brivido lungo la schiena. Un brivido amplificato dal fatto che, come Elly e loro signori fingono di non sapere, nel nostro paese esistono già, le mette in fila oggi Capezzone sul Tempo, almeno 12 tasse patrimoniali.
premessa, la tassa patrimoniale è sostanzialmente un modo di tassare un reddito risparmiato, è già tassato, come ricordava Einaudi, quindi è tecnicamente una tassa sul già tassato. Ebbene, in Italia se ne fa già un uso molto considerevole, no? Perché c'è ovviamente la patrimoniale immobiliare, che è anche la più consistente a livello di entrata fiscale, e poi ci sono le altre messe in fila da capezzone: bollo auto, canone radio TV, diritti catastali, imposta di bollo, imposta di registro e sostitutiva, imposta ipotecaria, imposta sul patrimonio netto delle imprese, qui proprio tassa sul già tassato a gogo, imposta su imbarcazioni aeromobili, imposta su transazioni finanziarie, imposta su successioni e donazioni, imposta sui depositi bancari. Allora, uno potrebbe al massimo incalzare la maggioranza di centrodestra sul fatto che si è stati un po' timidi nel disboscare questa selva di patrimoniali, di tasse, imposte e balzelli che gravano sugli italiani, al netto del lodevole lavoro fatto sul cuneo fiscale, sulle aliquote IRPEF, quindi qualcosa è stato fatto, ma sicuramente il popolo di centrodestra si può aspettare di più sul fronte fiscale. Poi però ti giri e guardi l'alternativa. L'alternativa di Elli, Giuseppi e tassatori compulsivi affini è introdurre la 13ª patrimoniale, la 13ª tassa sul reddito risparmiato, la 13ª tassa sul già tassato, il 13° modo di mettere mano nei nostri portafogli. E tu ti rendi conto che se sei dotato di un banale istinto di sopravvivenza e non fai parte di quelle burocrazie amiche che sarebbero finanziate dalla patrimoniale di Elli, non puoi che lavorare perché questa stramba sinistra, tutta islamogoscismo e tasse, no, al governo proprio non ci vada. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18.